Luisa, ma ti ho preso con le mani nella pasta, mi stai combinando! Ma sembra che un matto, ma adesso si fanno i cavatieri. Ah, allora, i cavatieri, siamo precisamente nel regno delle due Sicilie. Federico II le inventa, le porta come piatto anche contemporaneo, rimangono soprattutto in Molise, che allora, diciamo, siamo nel centro-sud dell'Italia, comunque li detengono per tanto tempo. Dopo ritornano di nuovo in voga e soprattutto in Sicilia sono comunemente usate ad Agrigento, a Girgenti. Salutiamo gli amici di Girgenti. Di Girgenti. Sì, non ci sbagliamo. Super professionale, già è pronta. Allora, farina di semola, Ok. uova. Ok. Iniziamo. E abbiamo anche l'acqua, quindi diamo le dosi così non ci sbagliamo. Allora, io metto ogni mezzo chilo di farina di semola 4 uova. Ok. Poi questo anche è soggettivo, insomma, in base a ogni famiglia, Sì. c'è chi mette di meno, chi mette di più. Insomma. Addirittura parlavamo prima con Luisa, c'è chi Luca fa pasta fresca solo con l'acqua. Perché? Sì. Perché in realtà era questo, già avere la farina in certi tempi era una cosa bella, no? Bella, sì. Oggi, ora no. oggi magari si va a mettere qualche uovo in più, perché appunto si avusa, magari si fa qualcuno in più, oppure sempre questa ricetta addirittura si può andare anche a friggere. Una volta preparato l'impasto, è cosa comune farlo riposare una ventina di minuti prima di andare poi la pellicola stai tagliando. Andiamo avanti, avviciniamo la telecamera. Non ci LOL. Ecco, Faccia così, guardate, guardate. E perché a così ne sbrighiamo, no? Sì. Vedi, l'impasto è perfetto. Ecco, ogni tanto uno ve ne. E questi sono i cavatieri fatti con la macchinetta. Guardate che sono belli. Ecco. Il bello è che non si appiccicano, vedi? L'impasto è fatto giusto. Perché se l'impasto è fatto molliccio, se vanno a impiccicare poi potremo rimpastare. È vero, è vero. Andiamo a vedere gli altri. Questi Allora, invece sono gli altri che magari con l'aiuto Un anche coltello. qualsiasi normale. C'è chi sta? Ah, abbiamo la palettina, scusi. Attenzione. Allora, qui si tagliano già prima. In realtà c'è il famoso anche salamino, potete fare se volete, però Luisa... Sai come si dicono? Non si chiama salamino. Come si chiama? Il LOL. Il lolli. Questo. Allora, questo qui si fa con il pollicione. Si prende, si mette nella parte superiore. 1, 2, 3, si schiaccia così, vedete? E poi si accompagna. Vabbè, lui, la macchinetta è meglio, chiaro. Io mi ricordo, ma non ne Vediamo. faccio la brocetta. Con la forchetta al contrario non la mettavo. Così. Brava. Vai, che ma fiero. Insomma. Si accompagnano, allora, poi uno prende mano, l'impasto forse Questo viene leggermente, meglio, però io faccio leggermente più magari morbido. Forchetta. Anche, vedete, così si appoggia. Vedete, si tira così ben forte e poi si accompagna e si unisce. Certo, sono diversi questi fatti a mano. Sì, sì. E vedete? Questi vengono tutti stessi. Invece quelli della macchinetta sono Questi più sono sottili. Così si mette la forza, giusto quanto basta, e si uniscono. E quindi abbiamo visto i 3 modi per fare i cavatieri. Io lo voglio fare pure con la forchetta, perché con la forchetta si fa con 2 dita. Si prende, si mette così nelle 2 dita, così, e si trascina, deve girare. Viene mezzo mezzo, così dove vedi. Ah, questo è tutto rotolato. Sì. Maria Talia, va. Ma non si può te, Luisa non si può te. No, dai, usiamole queste cose. Sì, Talia. però c'è con la forchetta, perché devi trovare il giusto metodo. Con la forchetta, così facciamo una trofia. Atrofia. Con la forchetta si fa così, basta. Così rimane. Questo è come. Quindi ora ve li faccio vedere da vicino. Quindi forchetta con il mandolino, con la macchina. Scegliene uno di quelli tuoi con la macchina. Stessi, Ok, allora li facciamo vedere da vicino, ragazzi. Bella questa mi piace. Ecco i 3 cavatieri a confronto. Il numero 1 con forchetta, generalmente viene un po' più allungato e trasversale. Col mandolino viene più vuoto al centro, con la macchinetta invece viene bello gnocchettino. Ed ecco qui che si continua e ne faremo un paio di chili, va bene Luisa? Subito con la macchinetta. Pronti per cavatieri a pignata verde? E si vanno a gettare.
Attenzione. Attenzione. Vuol dire già passare. Vabbè. Va bene, abbiamo temporeggiato. E adesso mettiamo I cavati. città ma basta. E allora? A dopo. Allora, i cavatieri sono pronti. Mm. Già il saggiaio, la cottura è perfetta. Scolamo. Mamma mia, mamma mia. Scolamo. Vai, Qua. voilà. C'è un salto di qualità. Ecco qua. Ora che c'è a mettere di sopra? Dai, dai. Allora, ci metteremo di sopra un po' di marmellata di cotogna. Sì. Ah, proprio, un sugo. Allora, passiamo al tavolo, vediamo. Ecco qui, abbiamo il sugo di carne. Allora, con questa bella. Ottimo. E così si compone il piatto. La ricetta del sugo la trovate anche sul canale. Guarda che buona! Pronta, eh? La carne, Questa è per 5 o per 6 persone? una. Allora Luisa, ci siamo? Tutto pronto? Pronto, Andrea? Allora, sti cavatieri che sono spettacolari. Intanto abbiamo fatto un piatto dimostrativo, perché sennò per 4-5 persone quanto ce ne vogliono lui? Anch'io. Proprio così, Ma vale? cioè, vedi, è una cosa spettacolare. Allora, cerchiamo di fare un piatto per le fotografie. E poi non la mangiare. No, non si mangia. Ma come no? Va bene, ci siamo? Ci siamo? Ci siamo. Allora, un po' di salsa. No, sugo più che salsa. Allora, vediamo. E poi, quale formaggio ci mettiamo? Allora, io ci metto cose cavate. Pensavo volevi usare un formaggio del nord. No. No, dai, ci siamo Luisa. Neve, neve, neve. Quello pure è siciliano, sai? L'hai visto mai? Il signor Baldassarre, quello che fa col formaggio. Neve, 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 neve. No, non la fate vedere. Solo 16 milioni di persone l'hanno visto in un video. Signore, signor Unica, Ciao Baldassarre! Lo salutiamo, ciao. Bene, così siamo alla fine. Vogliamo assaggiare? Prima saluto o prima assaggiare? Prima foto. Prima la foto, bravo. Assaggia. Sono pronto? Assaggio qua? No, assaggio qua. No, assaggiamo qua. Allora, va bene, dai, unica tirata. Qua, come i giudici del Masterchef. Ci va la carne, È niente, caduto. ci va. Brava Luisa, complimenti. Non comment. Troppo buono, lo dovete provare anche voi. Basta, come ti passi? C'ha pure calare la pasta lui. No, è canderusa. Sempre cantarusa. Cicigna. Ok, grazie, tutto davvero molto buono. Allora, siamo arrivati alla fine di questo video. Sì, abbiamo finito. Quindi mi raccomando, seguiteci. Se volete una ricetta in particolare, scrivete giù. Continua il nostro progetto. Dobbiamo arrivare a 40 ricette, quindi abbiamo bisogno del vostro aiuto. Le 40 ricette di che cosa? Di tutte le province della Sicilia, Quindi l'obiettivo è molto chiaro. Grazie a tutti. Potete trovarci sempre sul Ricette di Luisa. Ecco, e anche ricette flash. Ma siamo qui per Cucina Sicura. Cucina Portiamo Sicura. avanti questa tradizione. Sì. Alla prossima, tante belle vasuna. Ciao. Ciao ciao.